Buonasera e bentornati a Tre, il podcast di approfondimento culturale di Sardegna Gol. Io sono Michele De Montis e come sempre c'è in regia Roberto De Sì, e oggi abbiamo il piacere per questa puntata che inaugura il ciclo di incontri autunnali di ospitare Giampiero Farru. Buonasera. Ciao Giampiero, grazie di essere qui. Allora, Grazie a voi. Giampiero Farru è presidente di Sardegna Solidale CSV, dal quale sei anche fondatore, una vita dedicata al volontariato, sei una figura molto nota, molto conosciuta, molto apprezzata nel mondo del volontariato in Sardegna, e oggi sei qui per presentarci un tuo lavoro, L'isola che c'è, una scelta di libertà, una raccolta di editoriali che sono stati pubblicati nel corso di questi anni nella rivista L'isola che c'è, è stata la rivista del volontariato in Sardegna. Sì, e partirei proprio da un'affermazione che tu hai fatto poco fa, il tema dell'essere volontari. Personalmente ho vissuto le prime esperienze di volontariato nella mia prima gioventù. Ero molto giovane quando un cappellano del carcere di Bado e Carros a Nuoro, dove io facevo le scuole superiori in quel momento, mi ha invitato a partecipare a un gruppo che la domenica entrava nel carcere di Bade Carro, struttura già allora, diciamo così, imponente, che dava segnali a tutta la società di detenzione anche in maniera abbastanza forte, partecipare la domenica all'animazione della messa, che era praticamente l'unico momento nel quale le persone detenute in quella struttura potevano incontrare persone esterne che partecipavano a questa attività. E io ho cominciato piano piano proprio facendo questa attività che mi ha portato invece nei miei anni universitari a Cagliari a incontrare un altro cappellano, che è stato il cappellano che ha aperto da cappellano il carcere minorile di Quartuccio. Stiamo parlando del 1983, quel carcere di Quartuccio è stato costruito nel 1979 ed era destinato a brigattisti pentiti dall'allora ministro della giustizia Nicolazzi, che ne aveva costruito un certo numero in giro per l'Italia, mi pare 9, qualcosa di questo genere. Quella struttura era una struttura molto pesante, doppio passaggio di muro e di cancelli esterni e poi dentro tutta una serie di sbarre fino ad arrivare alla zona delle celle, diciamo così, che avrebbero dovuto ospitare i brigattisti pentiti. Nell'83, quando è stato chiuso l'istituto di osservazione minorile in Viale Monastir, okay, che oggi ospita profughi, rifugiati, i ragazzi sono stati trasferiti in questa struttura penitenziaria che era assolutamente inadatta per ospitare minori. Ma con il direttore illuminato di allora, con tutti gli operatori, con la polizia penitenziaria che era fatta di persone per fortuna illuminate in quel momento, di educatori e di un piccolissimo gruppetto di volontari che si affiancava in particolare al cappellano, si è cominciato a fare un'attività che nel giro di poco tempo ha cominciato a far dimenticare a tutti il peso della struttura e a far prevalere invece il peso della socialità e dell'attività che si faceva. Io sulla base di questo ho chiesto poi, in virtù dell'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario, di poter essere dichiarato e autorizzato come assistente volontario. L'assistente volontario è una delle pochissime figure che negli anni 70, metà degli anni 70 nel 75, viene introdotta in quella legge, come in qualche altra legge viene introdotta la figura del volontario che si affianca nell'attività istituzionale per creare momenti di inclusione e momenti di socialità. Ricordo nel 75 la legge sulle tossicodipendenze, si chiamava proprio così, che introduceva la possibilità che cittadini che erano dei volontari potessero collaborare all'attività di recupero e di reinserimento delle persone tossicodipendenti. La legge del 75, ordinamento penitenziario, prevedeva proprio un articolo specifico sulla figura dell'assistente volontario. Io ho fatto la mia richiesta, che poi ho reiterato per 13 anni consecutivi, dall'83 fino al 96, e il Ministero, dopo tutte le indagini che facevano regolarmente attraverso i carabinieri, eccetera, mi dava questa autorizzazione. Per 13 anni ho esercitato la mia
funzione di servizio, di attività di volontariato dentro il carcere minorile come assistente volontario. Questo poi mi ha portato anche a incontrare tante altre realtà, in particolare... E di questo vorrei parlare e farti una domanda al riguardo. Qual è stato il momento, quali sono state poi le motivazioni che ti hanno spinto a andare oltre il semplice essere volontario e farti promotore anche di reti, di organizzazioni che hanno messo insieme le energie del volontariato qui in Sardegna? Beh, qui i fattori possono essere davvero molteplici. Io ne cito alcuni perché mi appartengono, fanno parte della mia storia e hanno determinato anche un po' le mie scelte. L'incontro con delle persone, intanto. E io ne cito alcune che in quel momento, soprattutto fine anni 70, erano particolarmente impegnate sul tema dell'impegno sociale, che allora non aveva neanche una sua connotazione ben chiara. Noi parlavamo di volontariato, ma in termini anche, tra virgolette, molto generici. Ho un ricordo indelebile di un amico e maestro che era Don Giovanni Nervo. Don Giovanni Nervo è stato quello che nel 1972 è andato da Papa Paolo VI e gli ha detto: dobbiamo costruire il braccio armato della carità in Italia, cioè la Caritas. E Paolo VI gli disse: sono d'accordo, te ne occupi tu. E lui divenne il primo presidente e direttore di Caritas Italiana, che ha condotto per tutti quegli anni dandogli un'impostazione eccezionale, che era quella dell'attenzione agli ultimi, che veniva fuori dal convegno ecclesiale del 1972 su evangelizzazione e promozione umana. Don Giovanni per me è stato un punto di riferimento, come dire, sempre nel nostro percorso. Tu immagina che 2 anni prima di morire, è stato a Cagliari per l'ultima volta a presentare il suo libro intitolato "Ha un futuro il volontariato?" E lui su questo poneva delle domande interessanti. Ed era una domanda retorica o una domanda che invece implicava potenziali risposte di segno opposto? Non era retorica la domanda, perché veniva da una cosa pregressa interessantissima. Don Giovanni Nervo è stato quello che nel 75, a settembre, chiamò a raccolta a Napoli quelli che si riconoscevano nella parola volontariato. Il primo convegno volontariato in Italia è del 75, fatto da Giovanni Nervo, e ci si ritrovò lì, giovanissimo, a parlare di una cosa di cui nessuno praticamente sapeva niente, perché nel frattempo in tutta Italia erano nate una serie di realtà associative che non si conoscevano l'una con l'altra, ma esistevano e lavoravano tutti per un impegno sociale che portasse a un cambiamento importante nella nostra società. Perché il problema era il cambiamento. Tu sai che in quegli anni poi c'è stato il grande bivio. Chi ha scelto di fare il cittadino impegnandosi, diciamo così, attraverso le associazioni o attraverso attività di carattere sociale. E chi invece sosteneva che il cambiamento andava fatto abbattendo quelli che erano i rappresentanti di quello Stato e di quella situazione che andava cambiata. Il terrorismo è nato così. Forse noi ci siamo trovati tutti in quel bivio. E lì bisognava scegliere, fare quella scelta metodologica e contenutistica, secondo me sbagliata, nel metodo e nel contenuto, e l'altra scelta che molti di noi invece hanno fatto, quella di dire sì, è più lungo il percorso, ma lavoriamo per cambiare questa società, impegnandoci in prima persona. E qui nasce il vero volontariato moderno, che poi sarà interpretato in quegli anni da Luciano Tavazza, che si occuperà di tutte le organizzazioni di volontariato che nascono intorno alle 6 regioni del sud, la Sardegna compresa, e che avevano Pestum, vicino a Salerno, come punto di riferimento, perché 2 volte all'anno a Pestum si facevano dei seminari nazionali per ragionare su quella realtà. Nel centro-nord Italia c'era Lucca, dove operava una deputata bravissima che era l'onorevole Maria Eletta Martini, fondatrice del Centro Nazionale del Volontariato di Lucca e poi fondatrice del Centro Europeo del Volontariato. Bene, lei interpretò in maniera più politica l'impegno del volontariato, dicendo appunto che i volontari erano cittadini che collaboravano a quello che era le finalità dello Stato con modalità proprie e specifiche. Tu pensa che siamo arrivati al 1980 a un convegno fatto a Viareggio dove l'allora senatore Leopoldo Elia, su invito della Maria Eletta Martini, dice: questo Stato è inadempiente,
c'è bisogno di una legge che dia cittadinanza al mondo del volontariato. 1980. Le leggi precedenti, pochissime, quella sulla tossicodipendenza, quella sull'ordinamento penitenziario, quella sulla disabilità, prevedevano figure di volontari, ma all'interno di quel contesto. Leopoldo Elia propone una legge che dia organicità a tutto questo mondo. E cosa succede? Che dall'80 si va avanti fino al 1991, 11 anni di dibattiti, incontri, documenti, seminari, gruppi di studio, approfondimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo 11 anni esce la legge 266 del 1991, legge quadro sul volontariato. Ma quella legge è la confluenza di una serie di contributi, quindi una legge veramente partecipata, nonostante questo percorso molto lungo, ma molto partecipato, ricca di apporti di tantissime realtà di tutta Italia che trovavano davvero interessante fare questo percorso. Bene, quella legge aveva un titolo, legge quadro sul volontariato, cioè una legge che definiva un quadro, ok? Definiva dei principi, ma non entrava nel dettaglio delle singole cose. Perché? Perché nel rispetto di quello che è anche il dettato costituzionale diceva adesso ogni regione faccia la sua legge regionale. Noi vi diamo i principi, quelli che lo Stato condivide, le regioni facciano le loro leggi di applicazione. 2 anni dopo, il 1991, in Sardegna, con un lavoro anche molto, come dire, ritmato, abbiamo perché noi volontari abbiamo partecipato in prima persona anche in quel caso, e abbiamo fatto approvare in Consiglio regionale praticamente all'unanimità la legge numero 39, che in Sardegna disciplina l'attività di volontariato in base alla legge 266, legge quadro. Perché sto andando nel dettaglio di questo, Michele? Per un fatto molto semplice, che un po' di anni dopo, esattamente nel 2014, quando ci siamo ritrovati a Lucca con l'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ci disse mettiamo mano alla riforma del terzo settore, tutti quanti noi abbiamo applaudito, ma non perché avevamo voglia di buttare via quella legge faticosamente Sì, ma infatti, ma costruita. era un'esigenza realmente avvertita, quella di mettere in mano al mondo del terzo settore? Non da parte del volontariato, che comunque era molto soddisfatto delle cose che aveva ottenuto e che stavano funzionando bene. Era più sentita da parte di altri soggetti del terzo settore che si sentivano un po' più, come dire, indietro. Pensa alle associazioni di promozione sociale. La loro legge arriva nel 2000, cioè arriva molto più tardi di quella del volontariato, quindi la legge 383. Ok, quindi diciamo così c'è necessità da parte loro di sentirsi più dentro un sistema. E poi tu pensa a tutto il mondo della cooperazione, è quello che poi diventerà ed è oggi il mondo dell'impresa sociale. Questi avevano i loro riferimenti, ma non erano quelli che aveva il mondo del volontariato, ripeto, che aveva già fatto delle conquiste importanti. Beh, il mettere insieme tutto questo nel 2016 porta a che cosa? Porta a una legge, che è la 106, che è chiamata legge delega al governo per la riforma del servizio civile, del 5 per 1000, dell'impresa sociale e del terzo settore. 4 decreti legislativi, nessun dibattito, nessuna partecipazione, delegare un governo che fa lui la legge e che poi dopo la emana. Sulla base di che cosa? Sulla base di quello che era evidentemente conveniente a chi quella legge l'ha fatta. Cioè un paio di persone seduti intorno a un tavolo che hanno fatto questa operazione a tavolino. E perché secondo te è stata fatta questa operazione a tavolino? Beh, ragioni ce ne possono essere molte, io ne dico una, poi ripeto se ne possono aggiungere anche altre. Il problema vero è che per esempio le associazioni storiche in Italia erano molto al ribasso. Le associazioni storiche, quelle grandi, non faccio nomi, erano diventate dei ministeri, avevano più dipendenti e impiegati che attività, avevano come dire, strutture enormi da gestire, che avevano necessità di attingere da qualche parte fondi perché altrimenti... E quindi la cosa che si è visto in maniera abbastanza chiara è che alla fine la riforma era più finalizzata a dare aria, a dare spazio, a dare importanza a questo sistema.
Oggi questo sistema è diventato un sistema abbastanza chiuso, potremmo dire anche quali sono i pilastri di questa riforma che veramente necessita di una controriforma immediata, perché diversamente finirà nel modo peggiore. Le 600 associazioni in Sardegna che non esistono più e che hanno chiuso lo devono soprattutto a tutte le incombenze burocratiche che questa legge gli ha buttato addosso. Ecco, questo è un aspetto molto, molto importante e correggimi se sbaglio, la Sardegna ha da sempre rappresentato un'eccellenza nel panorama nazionale in termini di impegno volontario e come dicevi poc'anzi tu, con l'avvento di questa riforma, tantissime realtà che operavano in piccoli comuni da pochissimi abitanti sono state letteralmente tirate fuori, provocando un impoverimento del territorio effettivamente. Questo è l'aspetto più grave di tutta questa situazione, anche l'aspetto meno valutato. Okay? Allora, in questo percorso, diciamo così, le associazioni piccole si sono sentite sempre protagoniste perché comunque, diciamo così, gli impegni di carattere burocratico erano abbastanza leggeri, ma anche semplici, e poi hanno trovato sempre riscontro nella realtà del nostro mondo che piano piano, dopo il 1994, e c'è un motivo, ha cominciato ad aggregarsi. La legge 39 regionale prevedeva, tra le altre cose, l'istituzione dell'Assemblea regionale del volontariato, convocata dal Presidente della Regione ogni 2 anni. L'istituzione dell'Osservatorio regionale del volontariato, costituito da 12 membri eletti dall'Assemblea regionale del volontariato. L'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per volontari a carico della Regione Sardegna. Quindi c'era tutta una serie di attività che ruotavano nel rapporto tra organizzazioni e istituzioni. Okay? Che cosa succede piano piano? Che arriva la cosiddetta riforma e la prima cosa che fa è che cancella la legge 266 e cancella di conseguenza tutte le leggi regionali legate alla 266. Oggi tutte quelle conquiste fatte con fatica, fatte con impegno, messe in campo da migliaia di associazioni e di volontari, cancellate, sostituite da niente. L'unico organismo di rappresentanza nel terzo settore oggi è il Consiglio nazionale del terzo settore a Roma, con 26 membri che non sono eletti da nessuno, che sono designati, ok? Così come altre cose che vengono fuori nei decreti. Pensa alla struttura dei centri di servizio in Italia, oggi governata da un organismo nazionale di controllo che non è previsto nella legge 106, quindi un decreto che è fuori legge, quello che istituisce un organismo che la legge non prevede, perché la legge diceva che in ogni regione vanno istituiti organismi di controllo e che questi organismi hanno la loro autonomia e sviluppano delle loro modalità particolari. No, organismo nazionale di controllo con 13 persone designate, anzi già scritte per legge chi sono, ok? Quindi nessun dibattito, nessun confronto, niente. E queste 13 persone decidono la vita e la morte in tutta Italia, perché gli organismi territoriali di controllo sono solo uffici periferici di questo organismo nazionale, senza nessuna autonomia. Capisci che l'impostazione che si fa è completamente diversa da quella che il mondo del volontariato ha sempre auspicato e per la quale ha lavorato. Ora, raccontare tutto questo percorso non è un'operazione facile, lo capisco, perché alla fine rischi di perderti da qualche parte. Però è doverosa per capire come mai oggi stanno succedendo dei fatti, compreso ormai il dato rilevante che si è andati sempre più verso un volontariato singolo e non un volontariato associato, verso più l'io e non il noi, incentivando ancora di più una cultura molto egocentrica, se vogliamo, senza dargli risvolti negativi, ma fondata sull'individuo, più che fondata sulla coralità e sulla pluralità delle persone. È una cultura completamente diversa, è un'impostazione che non porta a cose positive, perché alla fine davvero prevale di più l'interesse del singolo che non l'interesse della collettività. Perché sono nati i volontari? Perché ci sono cittadini che negli anni 60-70, allora parliamo di quello che ci ha fatto nascere, si guardavano intorno, vedevano tante situazioni che non andavano bene e cosa dicevano? Lo deve fare lo Stato? No, dicevano, lo facciamo noi.
perché in attesa che lo faccia lo Stato lo facciamo noi. Dopo piano piano si è cominciato ad acquisire quel ruolo politico rivendicato da Nervo, da Tavazza, da Lamartine, eccetera. Voi siete volontari, ma non siete i manovali che servite solo come utili idioti a tappare le cose che lo Stato non fa. Siamo volontari, nella nostra solidarietà corta andiamo subito a rispondere ai bisogni che ci troviamo di fronte, ma nella nostra solidarietà lunga andiamo a ragionare sulle cause di quei bisogni e li proponiamo a chi ha la responsabilità politica perché trovi la soluzione e quei problemi non si ripresentino. Questo è un ruolo squisitamente politico del volontariato. Non vuol dire andare tu a fare la politica. La fa chi la sa fare, forse anche noi, non lo so. Però segnali a chi ha il ruolo politico e la responsabilità della gestione della cosa pubblica quelle che sono le cose alle quali devono essere inchiodati, perché i diritti sono di tutti. Una sorta, insomma, di interlocutore nel dibattito democratico tra istituzioni, società civile, quindi non più il volontario come una specie di dipendente pubblico a gratis. Proprio così. Fondamentalmente. Ecco, questo mi porta a farti una domanda che avevo già in mente di farti prima, riguardo al titolo che tu hai voluto dare a questa raccolta di tuoi scritti. Di solito quando si parla di volontariato le parole che emergono sempre o quasi sempre sono la solidarietà, la carità, l'impegno, la gratuità. E tu invece hai messo l'accento sulla parola libertà, che se vogliamo è un po' inusuale anche all'interno del dibattito sul mondo del volontariato. Ti riferivi forse a questo tentativo di rispondere alla volontà di regimentare dall'alto il mondo del volontariato in favore della spontaneità, o c'è qualche altro significato? No, c'è anche quello sicuramente, ed è un significato esplicito, perché in tante di quelle pagine richiamo più volte questo rischio, no? Di essere in qualche maniera irregimentati, messi dentro un sistema e che non lì dentro è fuori, oppure fatto fuori comunque. Però c'è un altro livello molto più alto, molto più bello, molto più impegnativo, che è quello davvero da volontari di sentirsi liberi. Che cos'è in fin dei conti la gratuità? La gratuità è dare il proprio tempo senza chiedere niente in cambio, no? Se io do il mio tempo, le mie capacità, le mie risorse per chi ha necessità, primo, non devo niente a nessuno. Secondo, non divento debitore di nessuno. Terzo, non rendo nessun altro debitore di me stesso. La scelta di libertà che c'è nella scelta di essere volontari è una scelta che non può essere irregimentata in una legge, in un decreto, in una circolare o in chissà quale altro pensiero che viene da chissà chi. Quindi il volontariato è una scelta di libertà. A meno che non si voglia rendere impossibile quella scelta. Ma questo no, così, giusto per scherzare lo dico. No, non lo dici per scherzare, perché tu sai bene che ci possono essere meccanismi, permettimi la parola pesante, anche ricattatori, attraverso i quali si arriva a comprare questa libertà. Io capisco l'associazione che ha necessità di fondi per fare delle cose. Il problema anche lì è essere molto attenti. Magari rinunciare a quelle che possono essere le scelte apparentemente più facili, ma che sono quelle che imprigionano, perché magari sono fatte da chi ha interesse ad entrare dentro quella struttura, ad entrare dentro quell'organizzazione e a tenerne le leve del comando in mano. Se questa è una scelta di libertà, quelle cose andrebbero rigettate. Io ritorno a dire due cose. La prima è che il volontariato, nella sua scelta di libertà, deve avere la capacità di produrre da sé le risorse che gli servono per andare avanti. Non è facile, però bisogna farlo. La seconda cosa è che bisogna costringere le istituzioni pubbliche che riconoscono apparentemente il grande valore sociale della presenza del volontariato, che lo sostengano anche economicamente. Perché diversamente andiamo a chiedere a chi non ha l'interesse del bene comune, ma ha interessi molto privati e personali, magari anche solo di carattere elettoralistico, come qualche volta abbiamo riscontrato. Vorrei farti una domanda sull'attuale condizione del volontariato in Sardegna, partendo da un dato che so essere molto caratteristico come a tanti altri in noi.
Si parla ormai da tempo di crisi del volontariato in termini di partecipazione da parte delle nuove generazioni. Tu che comunque hai battuto in lungo e largo la Sardegna in questi decenni, quindi ti sei confrontato con differenti realtà. Sulla base della tua percezione, ritieni che sia effettivamente una crisi o un momento di transizione? È possibile che magari siamo di fronte, anche grazie all'avvento di nuove tecnologie, a nuove forme di volontariato che magari stanno per arrivare ma non riusciamo a interpretare attualmente? O effettivamente siamo di fronte ad una crisi magari irreversibile? Guarda, faccio riferimento ancora a quel libro di un amico e maestro che era Don Giovanni Nervo. Ha un futuro il volontariato? Sai, Don Giovanni Nervo in quel libro dice alcune cose che secondo me possono dare anche risposta alla domanda che tu poni adesso. Primo, attenzione, di troppi soldi il volontariato muore. E quando il gioco è sui soldi e non più sui principi, sui valori, sulle persone, sulle situazioni, si sposta completamente la logica e l'asse. Ed entrano altre logiche che niente hanno a che fare con le logiche della gratuità, del servizio, dell'attenzione alle persone, della solidarietà. Niente. Ok? Primo passaggio. Il secondo passaggio è che il mondo è cambiato e cambia in continuazione, per fortuna, perché si cresce, spero, e non si regredisce. Ma in questo percorso cambiano anche certe modalità. Io sono convinto che certe associazioni hanno finito la loro finalità storica, il loro percorso. Quindi, come sono nate, hanno il diritto di morire. Anzi, forse hanno il dovere di morire. Ok? Hanno esaurito il loro compito. E quindi, nell'esaurire il loro compito, che cosa succede? O si trasformano in altro, oppure proprio cessano la propria attività. In questo procedimento, oggi, si inserisce una frase che nel libro di Don Giovanni Nervo mi è sembrata sempre profetica. Il volontariato oggi è chiamato non a gestire servizi. I servizi li gestisce l'istituzione pubblica o li dà in affidamento a chi ne ha la possibilità. Il volontariato è chiamato ancora oggi a, occuparsi dei cosiddetti servizi leggeri, ma che leggeri non sono. Non di quelli pesanti. Qual è la differenza? Che quelli pesanti ti obbligano alla gestione, a fare le cose, eccetera, eccetera. E noi per decenni ci siamo occupati anche di questo. Oggi siamo chiamati ai cosiddetti servizi leggeri, che sono più pesanti dei servizi pesanti, e cioè quello di sviluppare sempre di più un volontariato di advocacy, okay? Quello dei diritti, quello della difesa di una serie di cose proclamate anche nella nostra Carta Costituzionale, ma che oggi non trovano ancora effettiva applicazione. Andare su questo versante per il volontariato è un impegno molto più pesante che gestire 4 ambulanze o che gestire cose che di per sé ce le deve garantire lo Stato. L'esempio banale? Ti ricordi quando in Italia non esisteva il numero 118? Che cosa succedeva? Succedeva un incidente, quelli più generosi si fermavano, prendevano il ferito, magari lo finivano di ferire, prendendolo come capitava e lo portavano in qualche ospedale. Poi piano piano ci si è attrezzati con qualche ambulanza, eccetera, eccetera, e sono nate le associazioni che andavano ognuna naturalmente per conto proprio, senza nessun coordinamento. Nasce il 118. Ma nasce perché cosa il 118? Perché il volontariato si è battuto perché il diritto alla salute è di tutti e lo Stato lo deve garantire a tutti nello stesso modo, con le stesse modalità e con gli stessi tempi. Non chi è fortunato perché c'ha l'ospedale vicino si salva e chi è a 100 chilometri muore. No, stesso diritto. Il volontariato fa nascere questa cosa, lo fa nascere il volontariato in tutti i suoi decine e decine di anni di impegno, e nasce il servizio pubblico che dà quella tutela e quel diritto alla salute per tutti. Ma che cosa è successo? Che molte di quelle associazioni ancora oggi si attardano a gestire quel servizio. Quel servizio è pubblico, non è del volontariato. Quel servizio appartiene allo Stato.
Tu è vero che puoi fare le convenzioni, poi puoi ritenere conveniente avere i soldi della convenzione per fare la tua attività, per pagare un po' di dipendenti o a volte anche volontari che di per sé non sono retribuiti e non possono esserlo, ok? Questo sistema ancora ha necessità di evolvere, ma quel diritto l'abbiamo affermato in maniera, come dire, irreversibile. La salute è un diritto di tutti i cittadini e lo Stato lo deve garantire in tutti i modi ai cittadini. Questo è successo anche con la disabilità. Fino a ieri ci occupavamo dei disabili, ma perché se ne devono occupare i volontari? Perché gli altri, dallo Stato al mercato, non lo vogliono fare, non gli interessa, non è produttivo, non ha riscontri di altro genere. No, calma. Noi abbiamo affermato che le persone con disabilità sono persone con diritti e doveri come tutti gli altri. Non è un'affermazione facile, perché nella pratica fare questo non è facile, ma piano piano ci siamo arrivati. Piano piano siamo arrivati a dire che i parcheggi per le persone in certe situazioni vanno garantiti. Okay? Abbiamo detto che le barriere architettoniche vanno finalmente abbattute. Rimangono ancora da abbattere tutte quelle culturali, quelle ideologiche, eccetera, che sono quelle più difficili. Il volontariato oggi è chiamato a fare più advocacy, a occuparsi sempre di più del fatto che i diritti ancora oggi non sono riconosciuti in maniera uguale per tutti i cittadini. Ecco, se camminiamo su questo versante, allora tutti gli impegni di carattere culturale, di carattere sociale, di carattere ambientale, di carattere internazionale, quelli che vogliamo, confluiscono tutti nella stessa direzione e piano piano costruiamo sicuramente una società migliore. Quindi sono fondamentalmente un volontariato che più che offrire il servizio di prossimità, secondo la concezione prevalente, è un volontariato che indica una prospettiva nuova e indica veramente un cambio di paradigma culturale. Michele, vorrei essere chiaro su questo perché altrimenti qualcuno potrebbe equivocare. Le due cose vanno di pari passo. Ripeto, noi parliamo sempre di solidarietà corta e di solidarietà lunga. La solidarietà corta è che se tu vedi una persona che è in difficoltà per qualsiasi motivo, tu intervieni per dargli una mano, non ti giri dall'altra parte, in qualunque situazione si trovi, ok? La solidarietà corta. Quindi intervenire in quelle situazioni è doveroso. Tra l'altro lo dice l'articolo 2 della nostra Costituzione. Sì, a prescindere dall'essere volontario o non volontari. volontari. Certo, che dice che i cittadini sono chiamati a questi doveri. Poi se voi lo leggiamo un attimino per ricordarlo a tutti. La seconda cosa però è l'altra che deve subentrare subito. Tu non ti attardi solo sul fatto che sei bravo perché hai fatto quell'intervento, perché hai dato una mano a questo e a quest'altro. Ti devi chiedere perché è successa quella cosa. Chi l'ha fatta nascere? Da dove è causata? Allora, se fai questo, stai facendo un'operazione squisitamente politica, in senso positivo, perché stai andando a cercare le cause di quella situazione e farai di tutto perché chi ne ha la responsabilità metta in atto tutte le azioni perché quella situazione non si ripresenti. Questo è il lavoro di advocacy importante, che il volontariato è chiamato a realizzare in maniera sempre più forte, non a gestire cosette, non a fare cosette. Non siamo i manovali della storia. Suggerire una visione anche della società. Una visione della società che chiaramente deve essere indirizzata da principi, da valori, eccetera. Ho dimenticato prima, mentre tu parlavi. Sì, e poi tra l'altro il volontariato può avere varie declinazioni, anche a seconda delle differenze culturali, delle sensibilità, anche politiche differenti. Assolutamente, questo è legittimo, ci sta. Però ci sarà sempre un minimo comune denominatore che li metterà insieme i volontari, se partono. C'è volontariato, certo. Se è volontariato, ok. Dicevi prima una cosa di cui non si parla più nella nostra società, il ruolo, diciamo così, dei corpi intermedi, chiamiamoli così, quelli tra il cittadino e le istituzioni. I mitici corpi intermedi. Esatto. La sussidiarietà. Ma i mitici corpi intermedi sono costituiti fondamentalmente da organizzazioni, cioè da più persone messe insieme, non da singoli cittadini, da più persone messe insieme, che svolgono anche questa funzione di interloquire con il singolo cittadino e di rapportarsi con l'istituzione pubblica. Ora, molte organizzazioni questo ruolo, permettimi, lo hanno perso di vista, non ce l'hanno tra le loro finalità e gli obiettivi. Qualche volta si assolutizzano così tanto, diventando
diciamo così, autoreferenti, Autoreferenziali. esatto, e quindi non avendo necessità più di nessuno, che si diventa corpi estranei nella società, perché tutto si svolge lì dentro, ma non ha più funzione sociale. Ecco, questo se mi consenti una breve digressione, è un atteggiamento che constato spesso in molte organizzazioni di carattere soprattutto giovanile. Magari svolgono anche importanti funzioni, importanti attività, ma c'è questo rifiuto a priori di confrontarsi col mondo dell'istruzione, di farsi portatori di un messaggio, di una proposta, perché c'è un po' in alcune organizzazioni, non solo giovanili, questo senso di purezza, non mi sporco le mani, la politica è sporca, che schifo, non voglio parlare, non voglio stringere la mano con l'assessore perché è dall'altra parte politica, che è sbagliato, è fortemente sbagliato. Assolutamente, oggi siamo nelle condizioni di poter dire che intanto con gli avversari, o meglio i competitor che hanno altre visioni di società e anche altre visioni politiche, ci si confronta, non ci si scontra. Il volontariato è anche un mondo che ha sempre lavorato per il tema della pace, sempre, con tutte le sue attività e con tutta la sua forza d'urto, cioè non rinunciando a quella che è la proposta. Un arcivescovo illuminato di Cagliari, che era Monsignor Alberti, la prima riunione che fece qui a Cagliari quando arrivò da Spoleto era la riunione con i volontari, e io quella indicazione che ci ha dato allora, scritta anche in un editoriale di allora, non l'ho mai dimenticata. Ricordatevi che siete volontari e avete il dovere della denuncia e l'obbligo della proposta. Voi dovete denunciare le cose che non vanno bene, ma dovete anche proporre eventuali soluzioni, perché denunciare rischia di diventare troppo facile. E allora se tu ci hai lavorato su quelle situazioni e dici no, questa può essere sviluppata in questa direzione, in quest'altra. Il grande lavoro che da volontario fai non è dare solo risposte a chi quella situazione la sta subendo, ma una società che si deve organizzare perché quelle situazioni non vengano rivissute. Veramente è un grande compito. Certo. E le associazioni che non hanno però questa responsabilità, faccio fatica a riconoscerle come tale, e in tutti i casi non andranno troppo lontano, perché si chiuderanno in se stesse. No, E sono poi comitati di servizi, per carità, utili, vanno bene, però è un'altra cosa. si privano della loro funzione sociopolitica e anche Esatto. culturale. Esatto. In questa raccolta c'è una parte importante della tua vita, perché comunque insomma, 30 anni di impegno sono tanti, 33 anni anzi. Ce ne metterei anche qualcuno in più, ma anche qualcuno in più. Diciamo che questo fotografa 33 anni del tuo esatto. impegno. Immagino che insomma in questi 33 anni ti siano capitate tante cose, insomma. Quanto è cambiato di editoriale in editoriale il Giampiero che scrive all'interno di quest'opera? Sul piano contenutistico poco, perché le battaglie sono sempre le stesse. Se tu guardi la storia, le battaglie della storia sono sempre quelle, non è che sono cambiate, quella dei principi, dei valori, dei diritti, rimangono battaglie che devi sempre riprendere, non sei mai arrivato, perché c'è sempre una frontiera più alta dopo quella che hai già raggiunto, no? Io mi riconosco nella seconda generazione di volontari nel nostro paese, quella prima che ci ha fatto nascere, che è quella nata dalla grande fantasia e dal grande entusiasmo del 1968, diciamo tra il 65 e il 70, dove sono nati anche i gruppi storici del volontariato che ancora oggi ci accompagnano. Il gruppo Abele con Don Luigi Ciotti è nato nel 1965, il prossimo anno compirà i suoi 60 anni, ok? E quindi un gruppo che per noi è stato un punto di riferimento, perché non si è solo, come dire, fermato a gestire comunità, centri di accoglienza e cose di questo genere, ma che ha elaborato pensiero, che ha scritto e rimuginato su tanti argomenti, aiutandoci tutti a salire nella elaborazione culturale, non soltanto nel fare, perché il fare davvero diventa volgare, permettimelo, perché continuare ancora a etichettare il volontariato come un mondo di manovali è una cosa avvilente, perché poi scopri che questa manovalanza è utilizzata a basso costo da chi evidentemente su questo mondo non ci vuole investire, ma lo vuole solo usare.
E su questo, il gruppo Abele, ma penso alla comunità di Capodarco con i disabili. Negli anni 60 e 70 avere un disabile in casa era una vergogna e il disabile andava chiuso dentro e non andava mai fatto uscire fuori, perché era una vergogna. Vedi la cultura. Che cosa è cambiato nel frattempo? Che adesso abbiamo, per fortuna, le barriere architettoniche abbattute, i parcheggi per i disabili, a scuola si può fare con i piani personalizzati quello che è giusto fare, eccetera, eccetera. Cioè una serie di conquiste che non sono più quelle di un tempo. Il mondo è cambiato, ma quei gruppi che hanno aperto quelle prime piste ci hanno insegnato che poi bisognava aprirne altre. E io mi riconosco in quella seconda generazione che queste piste le ha portate avanti. Dentro il libro ci sono delle cose importanti per il volontariato sardo e italiano e anche quello europeo, visto che faccio parte del board del Centro Europeo del Volontariato. Ieri sera sono rientrato da Bruxelles, dove in questi 3 giorni abbiamo lavorato proprio su alcune tematiche riguardanti il volontariato europeo. Ma io ho avuto la fortuna di vivere in prima persona molte delle esperienze che racconto. Sono stato il primo presidente della prima assemblea regionale del volontariato. Era il 26 giugno 1994. Era presidente l'allora presidente Federico Palomba. E quando andai a incontrarlo e mi ricevette, cosa che poi sempre meno hanno fatto i presidenti, compresa quella attuale, ok? Io gli dissi: guarda, una delle nostre priorità è mettere in applicazione la legge 39 del 93. Siamo nel 94 e lui cosa fa? Il primo decreto è la convocazione dell'Assemblea regionale del volontariato. Io ho avuto l'onore di essere eletto a presiederla, l'ho presieduta con 1000 fatiche, perché in quel momento le associazioni non si conoscevano l'una con l'altra, anzi si contrastavano e uno era più bravo dell'altro e uno era migliore dell'altro e uno faceva meglio le cose dell'altro, una competizione inutile. E piano piano negli anni abbiamo provato col Centro Regionale del Volontariato e poi col CSV Sardegna Solidale ad appianare questi conflitti e a cominciare invece a ragionare in termini di cooperazione, di coprogettazione e di lavoro d'insieme, di costruzione di rete. Una cosa che è costata fatica perché sul piano, come dire, ideale e sul piano culturale non era alla portata di tutti, ognuno continuava a pensare alla sua piccola associazione. L'importante è che stia bene io, Sì. che non sta poi nelle logiche del No, volontariato. ma credo che sia forse un male endemico della nostra cultura italiana. È così. Sì, è così. È così. Bene, grazie Giampiero. Siamo arrivati in conclusione, ma direi, accogliendo il tuo prezioso suggerimento, di chiudere questo incontro con certo. la lettura dell'articolo 2 della Costituzione. E mi fa piacere che non leggo nessun passo del libro, Ah, che lo lasciamo alla lettura di chi vorrà e di chi ne avrà voglia, ok? sì, ecco, a proposito, dove è possibile acquistare questo libro? In questo momento bisogna necessariamente rivolgersi alla struttura del CSV Sardegna Solidale, perché io ho dedicato gli eventuali ricavi di questo libro tutti al sostegno delle attività e dei servizi del CSV Ecco, magari ricordiamo il sito internet di Sardegna Solidale. www.sardegnasolidale.it. Perfetto. Lì si trova l'IBAN al quale fare il bonifico. Subito dopo ognuno, quelli che vorranno acquistarlo, riceveranno a casa copia del libro che i volontari di Sardegna Solidale si impegnano a inviare. Perfetto. Con molta semplicità, senza fare troppi altri passaggi, perché l'altro passaggio sarebbe leggere il numero ISBN del testo, andare in una libreria e ordinarlo in una libreria, che ha tempi e costi. Sarebbe un po' più complicato. Un po' più complicato. Meglio tramite internet. Sì. Esatto. Allora, l'articolo 2 della Costituzione dice, siccome noi leggiamo sempre l'articolo 1, l'articolo 3, che sono molto famosi, in questo periodo con i ragazzi del servizio civile abbiamo letto più volte l'articolo 11, l'articolo 52, l'Italia ripudia la guerra, eccetera. No? L'articolo 2 è molto semplice perché sono 2 piccoli capoversi. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti indelebili dell'uomo. Riconosce e garantisce i diritti indelebili dell'uomo. Non dice del cittadino, dice dell'uomo in generale. Quindi la Repubblica Italiana riconosce i diritti indelebili di tutti gli uomini. Cominciamo a dire questo, che è una cosa che ancora oggi molti, neanche di quelli che ci governano, hanno capito. Okay? Perché pensano sempre al cittadino italiano, non ai diritti dell'uomo. Bene.
secondo, continua, dice, sia, qui avrei necessità di qualche po' di luce in più, ma ci provo, dai, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la propria personalità, e richiede la Repubblica l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, di solidarietà economica e di solidarietà sociale. Più esplicito di così io non ne trovo. Sì. Perché se mi chiedono, ma la solidarietà è una scelta dei volontari? No, la solidarietà è un dovere di tutti i cittadini ed è un dovere costituzionale, perché la nostra Costituzione ci chiede, ce lo richiede proprio, no? Impegni di solidarietà politica, impegni di solidarietà economica e impegni di solidarietà sociale. Quando qualcuno mi dice, ma la solidarietà economica, intanto da cittadino la solidarietà economica si declina pagando le tasse. Tu partecipi alla contribuzione della costruzione della nostra società attraverso quel sistema. Poi ci possono essere anche altre modalità che vanno oltre quella, ma non escludono quella. Quella è la prima, perché il tuo dovere è di partecipare attraverso quella forma alla costruzione della nostra società. Assolutamente. Bene, con queste parole sicuramente molto importanti chiudiamo qui questo incontro con Giampiero Faru di Sardegna Solidale, autore del libro che poi vi dimostriamo nuovamente, L'isola che c'è, una scelta di libertà. Per chi volesse acquistarlo, questo libro è a disposizione tramite il sito internet www.sardegnasolidale.it. Grazie Giampiero, grazie a Roberto in regia, alla prossima puntata di 3. Grazie a tutti voi, buon lavoro.